Buongiorno e bentrovati a questa puntata di A Voi la Linea che apriamo con la politica. Oggi al via le consultazioni da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. In mattinata ha incontrato i presidenti di Senato e Camera e poi via via tutti i gruppi parlamentari fino a domani, quando ci sarà l'incontro con il centrodestra che salirà al Colle Compatto. Sulle consultazioni si è espresso anche il Presidente della nostra Regione Massimiliano Fedriga, che ha detto di augurarsi che domani ci sia l'incarico ufficiale al centrodestra Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Allora sentiamo il Presidente Fedriga. Presidente, ci sono le consultazioni, si lavora alla formazione del governo, l'impressione è che centrodestra abbia all'interno qualcuno che lo stia forse boicottando, facendo uscire Audi, creando polemiche, creando problematiche anche alla Meloni. Io non ho mai inseguito gli audio rubati. Adesso secondo me la verità è questa: il termometro della tenuta della coalizione si avrà nella formazione del governo e nella velocità della formazione dello stesso. Oggi sono iniziate le consultazioni, immagino che domani, ma nella mia supposizione, il Presidente della Repubblica dia l'incarico al Presidente del Consiglio che avrà il tempo per fare il governo. Da quello scatta il timer, da quel momento, perché ho visto anche in queste settimane, quando non c'era ancora il Presidente del Consiglio incaricato, addirittura prima che si formassero le nuove Camere, che sembrava che il governo bisognava farlo in poche ore. In realtà tecnicamente non era possibile, quindi da oggi in poi, o meglio da domani, se viene dato l'incarico dal Presidente Mattarella al Presidente incaricato, scatta il timer e capiamo allora quindi la velocità nel fare il governo, e quello può essere un termometro anche per capire la compattezza della coalizione. La Lega ha cambiato profilo, ha cambiato decisamente profilo, insomma un Salvini abbastanza silenzioso, tranquillo, profilo basso come si dice, è un segnale anche questo? Ma la Lega ha sempre detto che vuole favorire non soltanto la formazione di questo governo, ma la durata di questo governo, che possa avere una prospettiva di 5 anni. Su quella linea ci stiamo muovendo e mi auguro ovviamente che possa essere una posizione consolidata all'interno di tutta la coalizione. Cambiamo argomento, consegna dei lavori oggi di restauro del mulino Coiutti in Viale Volontari della Libertà a Udine, attivo fin dagli anni 70, è stato poi smantellato nel 1980, un'importante testimonianza storica della città e della sua economia. Il mulino Coiutti, uno dei tanti mulini che un tempo c'erano lungo la Roggia, in questo caso parliamo del mulino Coiutti di Viale Volontari della Libertà, sta per essere rimesso a nuovo, sta per essere ristrutturato. Non entrerà in funzione perché sono necessari tanti interventi, autorizzazioni, e già riuscire a ristrutturare ormai questo bene archeologico così come sta e giace è stata un'impresa. Ne parliamo con il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Ecco, questo mulino è dismesso praticamente dal 1980 ufficialmente e ha continuato a funzionare fino agli anni 70. Una fra le più importanti fonti di reddito insieme agli altri mulini su questo corso d'acqua. Sì, diciamo che qui in Viale Volontari della Libertà questo mulino ha sempre rappresentato nel corso di tanti secoli un punto economico importante di ritrovo, soprattutto per quanto riguarda la macinazione del grano. Purtroppo da parecchi decenni è chiuso e sta franando. Praticamente le stesse pale hanno problemi enormi a stare perché la parte strutturale a muraria si è logorata molto. Cosa andiamo a fare? Allora, a parte che qui molta gente del posto, il quartiere, gli abitanti eccetera, è da tanti anni che chiedono di metterlo a posto per poterlo valorizzare come elemento storico, naturalistico, ambientale, perché qui siamo in mezzo al corso d'acqua e a una pista ciclabile e a un viale importante come Viale Volontari della Libertà. Cosa andiamo a fare qui? Praticamente grazie a una ditta che ha già fatto altre ristrutturazioni importanti, andiamo a togliere tutte e due le grandi pale, pala e sottopala, praticamente si rifà completamente il montante che le tiene in piedi, perché una parte è in legno, una parte è in ferro, ma ecco, si vede che sta cedendo in diversi punti. Sì. E vengono riportate in laboratorio e poi riportate qui. Praticamente oltre a quello andremo anche a sistemare tutta la parte muraria, che è l'originale,
dove si rifarà solamente gli intonaci e rimetteremo anche un basamento importante. In più, per poterlo valorizzare sia di notte che di giorno, noi metteremo qui una piccola ringhieretta che praticamente farà in modo quel mezzo metro per far sì che anche i ragazzi non abbiano problematiche. Qui sappiamo che il corso d'acqua può essere anche pericoloso se non interpretato bene. E poi metteremo 3 impianti luce che illumineranno l'intero mulino, e quindi sarà anche bello vederlo con tutte le sue sfumature che può avere un mulino d'epoca in centro città in pratica. E facendo questo lavoro andremo a rifare ovviamente queste pale con quel satinato, con quello che era l'originaria funzione che aveva il mulino, che non potrà essere messo in funzione perché effettivamente con la sovrintendenza, con tutte le altre associazioni che comunque collaborano, qui io devo ringraziare pubblicamente l'ingegnere Manini, che è il nostro dipendente, che ha curato tutto il progetto assieme ad altri progettisti. Ovviamente tutto ciò farà sì che la storia del mulino venga raggruppata in un totem che metteremo accanto al mulino stesso, dove ci sarà elencata la storia vera da quando è nato e cosa faceva e come vivevano anche la gente del posto, che non dimentichiamoci che i mulini sono tantissimi in città. Purtroppo questo va recuperato subito, perché ancora un po' che aspettiamo, cade, frana e poi diventa irrecuperabile. Ecco perché sia il sindaco avete accelerato in sostanza per avviare i lavori, quindi che cominceranno nei prossimi giorni, visto che oggi praticamente sono stati consegnati alla ditta che li deve fare. Sì, i lavori vengono consegnati oggi, inizieranno nei prossimi giorni e dureranno circa 3-4 mesi al massimo, perché il recupero, il restauro e la conservazione, il riposizionamento viaggerà assieme alla sistemazione della parte muraria, dell'illuminazione e di quant'altro serve per completare l'opera. Io sono veramente contento perché questi fatti caratterizzano la storia della città, non solo nel centro storico ma anche nella prima periferia, e sappiamo bene cosa vuol dire per gli abitanti avere l'identità del posto, e qui sarà veramente una cosa splendida. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, e qui dal Mulino Coiuti di Viale Volontari della Libertà è tutto, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregoratto. Noi voltiamo pagina. I costi per le aziende agricole di sementi e concimi sono più che raddoppiati, come sono raddoppiati i prezzi di mais, soia e frumento. La soia attualmente viene pagata più di 60 euro al quintale. Ne abbiamo parlato con Silvio Del Fabbro, che è il responsabile del centro cerealicolo di Remanzacco. Il costo al quintale dei seminativi è aumentato. Di quanto? È un po' difficile fare un calcolo, perché i costi dei fertilizzanti sono aumentati già nella scorsa campagna e adesso per la prossima saranno ancora più alti. Ecco, possiamo dare qualche numero? Questo non saprei dirle, però sentivo parlare i soci qui della cooperativa, abbiamo gli azottati che arrivano oltre i 100 euro al quintale, quindi per la prossima campagna i costi saranno ancora molto più alti di quelli di quest'anno. Ecco, invece per quello che riguarda i seminativi, la soia è sopra i 60 euro al quintale. Sì, 60-62 euro al quintale, il mais è sui 35 al momento attuale e il frumento sui 36 euro al quintale. Ecco, senta, perché? C'è poco materiale? C'è poco materiale, poi anche diciamo che i prezzi erano aumentati abbastanza anche prima dell'inizio della guerra in Ucraina, e con la guerra in Ucraina i prezzi sono aumentati ancora di più. Senta, chi sta meglio e chi sta peggio? Sotto le montagne, qui nella zona di Tarcento, forse Gemona, hanno raccolto qualcosa di più che qui nella nostra zona. La nostra zona, diciamo a sinistra di Udine, è quella più penalizzata perché non ci sono impianti di irrigazione fissi, e gli unici, quelli della zona di Premariaco, quest'anno hanno avuto problemi con
per mancanza di acqua nelle falde, quindi non sono riusciti ad irrigare bene e hanno avuto rese molto basse. Ecco, Del Fabbro, diamo una cifra, nel senso dove si è irrigato, si è arrivato a quanto a quintale? Dove si è irrigato, qui da noi sono quelli che hanno fatto bene, hanno fatto 30 quintali al campo, ma sono pochissimi. Quindi dove si è irrigato stanno meglio, altrimenti le rese sono anche di 4 o 5 quintali al campo. Sì, dove non si è irrigato. È diversa la situazione nella bassa friulana, dove hanno impianti di irrigazione più completi, diciamo, e lì sono riusciti a fare produzioni vicine alle medie. Ecco, quindi voi state ricevendo meno materiale Noi rispetto... stiamo ricevendo meno materiale, quest'anno avremo una diminuzione di oltre il 60% rispetto alla campagna passata. Ecco, l'anno scorso in quintali quanto avete ricevuto? L'anno scorso abbiamo ricevuto circa 300.000 quintali di mais, quest'anno arriveremo a stento a 60-70. E questo come incide sulle aziende? E incide perché sicuramente con l'aumento dei costi e la diminuzione delle entrate è facile fare un conto. C'è qualcuno che rischia di chiudere? Ma questo per adesso non abbiamo sentore fra i nostri soci che ci siano aziende che sono in questa situazione. Però vedremo come si evolverà, perché adesso tenderanno tutti a seminare orzo e frumento e dopo vedremo questa primavera, all'inizio dell'estate prossima, come saranno i raccolti. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a voi la linea torna tra poco, restate con noi. Seconda parte di A voi la linea che apriamo con l'economia, è stato presentato a Trieste dalle Camere di Commercio della Venezia Giulia e di Pordenone e Udine il libro bianco con le 10 priorità infrastrutturali del Friuli Venezia Giulia. 4 sono concentrate sulle ferrovie, 2 riguardano i porti e poi l'interporto di Pordenone, i collegamenti su strada, l'aeroporto di Gorizia e infine la realizzazione di una condotta di collegamento di scarico tra la centrale A2A e il sistema Ledra Tagliamento. Gli imprenditori chiedono poi una forte sburocratizzazione. Presidente, un libro bianco per raccontare le difficoltà delle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia. Com'è la situazione e cosa chiedete a questo punto alla politica? Ma il libro bianco è stato fatto per dare continuazione al lavoro fatto, all'enorme lavoro fatto dalla Camera di Commercio prima di Trieste e poi della Venezia Giulia, e oggi Camera di Commercio Venezia Giulia e Camera di Commercio Pordenone e Udine. La Camera di Commercio ha sempre lavorato sulle infrastrutture, ne abbiamo fatto un grosso lavoro. Le istituzioni alte hanno fatto un grosso lavoro. Il libro bianco vuole fare il punto di tutti i lavori portati avanti e vedere quello che manca dal punto di vista di chi opera, cioè le imprese, i bisogni delle imprese, per cui il libro bianco andrà a significare i bisogni delle imprese rivolte alle istituzioni preposte regionali in questo caso, ma anche nazionali, in tema di completamento di determinate infrastrutture, l'accessibilità, la velocizzazione di vari segmenti di prodotto, ma soprattutto lavorare anche sulla sburocratizzazione che abbiamo in questo paese, direi molto accesa. Non trovo gli aggettivi giusti per dire un po' anche la rabbia che abbiamo, perché ogni pensiero che andiamo a fare, ogni progetto che portiamo avanti, ci vogliono anni poi per realizzarlo. Ecco, oggi il libro bianco metterà in evidenza quanto voluto dagli imprenditori. E in questo senso sburocratizzazione è uno dei temi, e cos'altro chiedete alla politica, alla regione e al governo? Beh, la politica che chiediamo è sempre ancora nuove risorse, gestire bene i piani del PNRR in termini di infrastrutture di trasporto, logistiche, portuali, darci questa priorità di velocizzazione delle pratiche, poter realizzare in tempi utili, che siano ancora utili poi i progetti senza che poi diventano vecchi aspettando le carte, e oggi chiederemo questo alla politica principalmente. Presidente, il mondo delle Camere di Commercio racconta le criticità del Friuli Venezia Giulia. Com'è la situazione sul territorio e in regione? Ma la situazione è quella che conosciamo attraverso i media, forse con eccessiva enfasi di pessimismo, perché i dati al 30 luglio erano dei dati estremamente positivi. Parlo
turismo, parlo di export, parlo anche di commercio in alcuni settori. Certo, quello che abbiamo davanti a noi è un tema molto impegnativo, quello della crisi energetica con aumenti che sono schizzati sia per le imprese che per le famiglie. Siamo consapevoli che la soluzione non sta in capo alla Regione, non sta in capo al nostro Paese, ma è una soluzione che deve trovare un quadro a livello europeo. Noi ci auguriamo, ci sono dei piccoli segnali che qualcosa si sblocchi, anche perché affrontare un inverno con un problema energetico, oltre a tutti i problemi, soprattutto quello legato all'inflazione, quindi che tocca il potere d'acquisto delle famiglie, che tocca l'aumento del costo delle materie prime, diventa veramente problematico. Un libro bianco che raccoglie le criticità infrastrutturali del Friuli Venezia Giulia, com'è la situazione? Allora, la situazione è che la Regione comunque presenta un sistema infrastrutturale con alcune strade, ferrovie, 4 interporti, un aeroporto, un porto importante, il primo d'Italia, però ci deve essere maggiore interconnessione, maggiore collegamento appunto tra queste infrastrutture e soprattutto bisogna appunto pensare già al futuro e quindi in vista magari dell'istituenda zona logistica semplificata che rappresenterà sicuramente un'opportunità per il territorio per attrarre appunto diverse imprese sul proprio territorio, come anche la stessa Gorizia, Nova Gorica, capitale europea della cultura del 2025. Bisogna fare in modo di poter accogliere velocemente appunto i turisti che vorranno visitare Gorizia in quell'anno e soprattutto lasciare valore aggiunto sul territorio, quindi che non sia un qualcosa di transito ma che possa permanere anche negli anni successivi. Si è concluso l'intervento di rinnovamento del termovalorizzatore di Trieste. Le operazioni del costo di 36 milioni di euro si sono concluse dopo 2 anni. In questo modo, spiega l'amministratore delegato di Est Ambiente Paolo Cecchin, aumentiamo la energia prodotta dai rifiuti. Lo stesso Cecchin fa sapere che le emissioni in ambiente dell'impatto sono inferiori all'80% rispetto ai limiti previsti per legge. Sentiamo. Oggi si completano i lavori, 2 anni di lavori, 36 milioni di investimento per il termovalorizzatore di Trieste. Cosa cambierà? Allora, abbiamo fatto un lavoro importante perché abbiamo di fatto sostituito la sezione di combustione della linea 2, abbiamo riadeguato il sistema di trattamento fumi ed abbiamo riadeguato anche il ciclo termico e conseguentemente la turbina, cioè di fatto abbiamo fatto un investimento finalizzato ad incrementare la produzione e la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dai rifiuti. A livello ambientale, quanto incidono impianti come questi? Da un punto di vista ambientale questa tipologia di impianti, sicuramente il nostro ma anche tutti gli altri impianti di termovalorizzazione non hanno un impatto significativo sul territorio, le emissioni sono inferiori ad oltre l'80% dei limiti di legge e non si riesce a valutare se l'impianto è acceso o spento. E più che il caro energia, che rappresenta comunque un problema, a spaventare le case di riposo comunali per il futuro è la cronica mancanza di infermieri. All'appello solo nelle strutture pubbliche e regionali ne mancano oltre 200, un'emergenza rimarcata nel direttivo di Federsanità ANCI FVG. Presidente Napoli, il direttivo di Federsanità ANCI qui al Cro di Aviano, una struttura sicuramente all'avanguardia come ce ne sono molte altre sul nostro territorio. Il tema però forse è quello della mancanza di risorse, tante strutture, come si riempiono, chi riuscirà a guardare i nostri anziani, a fare l'assistenza sanitaria se mancano cronicamente infermieri e medici. E partirei dalla sua domanda, forse le risorse le abbiamo anche, oggi mancano il personale. Il vero punto nevralgico del sistema sanitario e sociosanitario è la mancanza crescente e purtroppo non facilmente arrestabile di medici, di infermieri e anche di professionisti del settore sociosanitario. Ecco, questo sarà l'emergenza dei prossimi anni.
Cosa possiamo fare? Certamente dobbiamo riprendere in mano la sanità territoriale, che in qualche maniera avevamo un po' trascurato perché l'emergenza era difendersi dal Covid e quindi la prima cosa era quella di combattere per cercare di sopravvivere a questa emergenza. Ma se questa emergenza in qualche maniera ci ha consentito di crescere, di diventare anche più esperti per come combatterla, ci ha lasciato comunque una sanità territoriale più sguarnita. Dobbiamo ripartire da lì, ripartire dalle comunità, dalle strutture più vicine al cittadino che possono allentare e diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere. Non dimenticando mai, e qui siamo proprio ad Aviano, in una struttura di eccellenza, che se manca la ricerca e se mancano le strutture di eccellenza anche la sanità territoriale soffre. C'è bisogno di entrambe, c'è bisogno di mantenere forte la struttura ospedaliera e la ricerca e c'è bisogno di far ripartire la sanità territoriale. Se pensiamo anche alle case di riposo o alle liste di attesa molto lunghe, ecco, diventa difficile immaginare un miglioramento se non trovando nuovo personale, che diventa anche difficile da reperire sul mercato a questo punto. Non c'è personale, guardi, noi rappresentiamo praticamente il 50% delle strutture assistenziali, strutture per case di riposo pubbliche, praticamente la quasi totalità delle pubbliche sono associate a Federsanità. I nostri associati sono veramente allarmati, preoccupati per la mancanza di infermieri, è una figura fondamentale per l'attività assistenziale nelle case di riposo, le quali sicuramente dovranno riorganizzarsi e dovranno migliorare la qualità e l'offerta che danno agli utenti, ma certamente senza personale non farà molta strada, quindi questo è un tema su cui dovremo fare i conti in maniera, direi, immediata. Sempre sulle case di riposo c'è un numero di quanti sono sul nostro territorio gli infermieri che mancano? Sicuramente mancheranno centinaia di infermieri, non decine, centinaia di infermieri. Quando dico centinaia intendo dire almeno un paio di centinaia di infermieri, solo nelle strutture assistenziali. Non oso pensare quanti mancano negli ospedali, anche perché anche lì sono figure fondamentali. Questo costringe evidentemente a un sovraccarico di lavoro al personale che già esiste, anche evidentemente la qualità del lavoro rischia di essere penalizzata. Non possiamo chiedere a queste persone di operare con ritmi anche forsennati. Lo hanno fatto durante il periodo di Covid, adesso dovremo cercare di fare in modo di tornare, se possibile, a condizioni più umane. A proposito di case di riposo di cui lei si è molto occupato, oltre che dal punto di vista sanitario sono le prese con dei problemi dal punto di vista energetico, perché riscaldare quelle strutture costa molto in vista dell'inverno. Ecco, qual è la grande preoccupazione da questo punto di vista anche? E intanto cominciamo col dire che la Regione ha dimostrato sensibilità immediata, veloce. Ci siamo rapportati con il vicepresidente della Regione, con l'assessore Riccardi, il quale ha colto qual è la gravità della situazione e hanno cominciato già a stanziare risorse cospicue, non sufficienti purtroppo, ma cospicue. Sappiamo che è difficile in questo momento anche riuscire a quantificare quali potranno essere i consumi, perché con l'altalena anche dei costi energetici è difficile programmare anche una spesa certa. Però il segnale che è arrivato dalla Regione è di attenzione, noi questo lo abbiamo capito, ma dobbiamo cercare e sperare che sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, si arrivi anche a dei tetti nella contrattazione, nella spesa, nell'acquisto di queste materie prime, altrimenti saremo costantemente in balia di un'altalena di prezzi difficile da gestire e le nostre strutture non possono permetterselo. Finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.